Qui ancora una volta buongiorno a tutti, è mezzogiorno e siamo pronti per iniziare un nuovo appuntamento con Io Compro Siciliano Live e preparatevi perché quest'oggi si parte dal passato per tornare al presente con quelle tradizioni che caratterizzano il nostro territorio. Andiamo subito a Catania dove ci colleghiamo con Fiorenzo e Davide Napoli. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Eliana. Amici di Io Ben Compro arrivati, Siciliano, ci troviamo all'interno della marionettistica dei Fratelli Napoli, si parla di Opera dei Pupi quest'oggi. Sì, Opera dei Pupi, soprattutto di scuola catanese, perché noi siamo pupari dell'area occidentale. E proprio quest'anno, il 2021, segna il 100° anno senza soluzione di continuità della nostra attività. Quindi noi siamo pupari da 5 generazioni senza avere mai smesso, da che Don Gaetano Napoli, classe 1877, iniziò questa sua avventura che è poi diventata la nostra avventura. Però questo bis nonno, non so quanti bis ci volevano per arrivare a quello Suo giusto. bisnonno, mio nonno. Quando iniziò la sua attività, in realtà i pupi catanesi non erano esattamente come quelli di cui vi occupate oggi. Qui dobbiamo raccontare anche di una tradizione che per sopravvivere ha saputo reinventarsi nel corso del tempo. Come ogni cosa, per vivere direi meglio in questo caso, perché ha dovuto affrontare ovviamente i mutamenti epocali. Quindi è stata soggetta a quelle necessità e noi abbiamo dovuto insieme ad essa essere coevi, essere contemporanei, quindi sfidare, affrontare argomentazioni, mutamenti, necessità delle quali il teatro dei Pupi aveva una sua stabilità, che era un teatro di quartiere dove un pubblico andava tutte le sere a seguire le puntate, perché quello era il loro teatro, il teatro popolare, il teatro della parola, il teatro dell'acculturazione, perché molti non sapevano leggere e scrivere. Tramite il teatro dei Pupi hanno conosciuto la letteratura rinascimentale, le chanson de geste, l'epica greca e storie infinite di santi e di drammi siciliani. Quindi noi, quando si è finito questo periodo, quando appunto la modernità, l'industrializzazione stravolse quello che era questo sistema basato sul rapporto umano con il nostro pubblico, la montagna dovette andare a Maometto, quindi siamo stati noi a spostarci, a trovare le occasioni, a far sì che questo teatro entrasse nelle case, nelle scuole, nei convegni e soprattutto nei grandi festivals internazionali, il primo dei quali fu fatto dalla compagnia nostra, da mio padre, da mio zio, da mia madre, nel lontano 1958 con l'inaugurazione della tuttora esistente struttura dell'Atomo di Bruxelles. Quello fu il primo festival internazionale e noi fummo i primi ad espatriare la tradizione fuori dal quartiere, fuori dalla città, fuori dal contesto naturale in cui viveva. E da lì poi un'infinita serie di festival che ci hanno portato nelle Americhe, ci hanno portato in Taiwan, che ci hanno portato nei paesi dell'est anche prima del muro di Berlino, e ti posso assicurare Eliana, che non fu cosa facile, però abbiamo fatto in Polonia, in Cecoslovacchia, tanti festivals internazionali che ricordiamo con molto piacere. E noi ci auguriamo di tornare a vedervi in giro per il mondo a portare la nostra sicilianità. Per ora lo facciamo così virtualmente. Ma perché questo mi incuriosisce sempre, quali sono le reazioni del mondo, visto che avete avuto l'opportunità di presentarli in ogni dove, i vostri pupi, quando vedono queste realizzazioni meravigliose? Che commenti arrivano? Cosa vedete nei volti di questa gente? I commenti sono straordinari, l'impatto con il grande incantatore che è il pupo siciliano è sempre fortemente positivo ed emotivo. Pensate che
tra i tanti spettacoli che vengono presentati nei festival internazionali, quindi di varia natura, dal burraco alle ombre, per citarne due, il nostro è l'unico che non ha la traduzione simultanea. Quindi l'accoramento delle voci, la gestualità, il tintinnio delle armature, la forza dello spettacolo, che da noi non è fatto solo di combattimenti, ci tengo a sottolinearlo, è fatta di pathos, è fatta di gesti che carezzano tra cavalieri e dame, e naturalmente questa è la nostra maniera, è la nostra scuola catanese dell'opera dei pupi. Tutto questo lascia sempre un profondo segnale e segno nella visione dello spettacolo, e lo rende uno dei più graditi nei grandi festival internazionali nei quali abbiamo avuto la fortuna e il piacere di essere stati invitati. Io voglio vederli un po' anche all'opera, questi pupi. Quindi chiedo al nostro Nicolò Acquisto in regia di farci vedere un video che ci fa entrare nel vivo dell'opera dei pupi di Catania. Bene. La marionettistica dei Fratelli Napoli. Intanto, scandalo, abbiamo visto i pupi nudi, non li avevo mai visti in vita mia. Capita anche questo, nella loro pudicizia, pronti ad indossare le splendide armature che dalla materia prima, dal rame, dall'ottone, dall'alpaca, a poco con il sapiente e l'antica conoscenza della mente e della mano, nascono qui nella nostra antica bottega dei Fratelli Napoli, nei pressi del Castello Orsino a Catania. Intanto io vi ringrazio perché è stato straordinario vedere questi passaggi, questi momenti di realizzazione, di lavoro, ma mi chiedo, ognuno di voi è specializzato in una parte particolare del pupo oppure tutti devono saper fare tutto? Perché si lavorano anche materiali diversi per arrivare poi alla costruzione finale. Sì, naturalmente, per arrivare comunque alla totalità della realizzazione appunto di un esemplare, consideriamo che vanno messe insieme diverse competenze, diversi materiali, diverse tipologie comunque di lavorazione, e andiamo dalla realizzazione del busto del pupo, quindi la ossatura e la testa, che sono interamente realizzate in legno. Le parti lignee sono unite insieme comunque da collegamenti metallici, da assi per quanto concerne appunto gli arti inferiori che vanno comunque a legare le gambe al corpo centrale del pupo in maniera molto robusta, perché ricordiamo che il pupo, oltre ad essere bello come lo intendiamo noi, deve essere funzionale, deve essere robusto e deve sostenere comunque un utilizzo scenico notevolissimo, uno stress continuo sia nei trasporti che nell'aspetto legato alla messa in scena. Quindi concettualmente deve essere realizzato con dei criteri comunque davvero certosini, in maniera che comunque possa durare nel tempo, e infatti lo dimostrano i nostri pupi secolari, che risalgono alcuni anche alla metà dell'Ottocento,
continuano ad essere vivi, palpitanti nel momento in cui a volte li riportiamo in scena per spettacoli particolari che raccontano un po' la storia della nostra famiglia di pupari. E detto questo, successivamente alla parte lignea, il pupo va ad assumere comunque una muscolatura che viene realizzata con un'imbottitura, anticamente con la paglietta di legno, oggi si utilizzano mezzi più moderni come appunto la gomma piuma. Una prima foderatura va comunque a porsi sull'imbottitura per poi ospitarne una seconda che andrà ad essere il tessuto pregiato del colore rigorosamente che è assegnato al personaggio che si sta realizzando. Faccio un esempio: Orlando a Catania porterà il rosso, Rinaldo il verde, Astolfo il blu o il viola, Bradamante il rosa e via discorrendo. E adesso ed è sempre stato così, indossano lo stesso colore da più di 100 anni. Questi sono i personaggi principali, sono canonici, sì, e subito devono essere identificabili per l'insegna e per il colore. Quindi questi sono gli elementi appunto cardine che vanno ad identificare il personaggio, e a questo punto siamo pronti per far indossare la bellissima armatura realizzata in rame, ottone, alpacca, oggi in materiali sperimentali come l'acciaio inox, molto complesso nella sua lavorazione ma che ci regala veramente dei risultati straordinari, con le tecniche che ci tramandiamo da generazioni. La tecnica dei puntiddi, che sono dei particolari ceselli con la punta che va appunto a rappresentare un decoro speciale che battuto attraverso comunque determinati martelli su un basamento di piombo va ad imprimere il decoro della punta sulla lamina di metallo, ramo, ottone, alpacca eccetera, per regalare mescolati insieme comunque degli effetti molto particolari. A quello si va ad aggiungere un'altra tecnica raffinatissima e molto complessa anche nel suo apprendimento, che è la tecnica dello sbalzo con palo e martello a pinna. Ci serve appunto per realizzare le insegne dei personaggi, quello che possono essere gigli, aquile, leoni e quant'altro, che vanno appunto ad identificare il particolare del personaggio, il simbolo, il suo simbolo. Quindi tutti i codici che si vanno comunque ad acquisire con la assidua frequentazione dell'antica bottega sin da bambini si fanno propri, e poi naturalmente non si va a ripetere mai la mano di chi ci ha preceduto, ma si va sempre a sperimentare comunque nuovi decori, nuove elaborazioni che portino il nostro marchio, il marchio di famiglia, ma sicuramente ognuno di noi va ad identificarsi comunque anche nella lavorazione che riporta sulle armature, sul legno e quant'altro. Anche noi abbiamo un nostro marchio che è www.iocomprosiciliano.com. Guardiamo un istante lo spot del nostro marketplace e poi torniamo per vedere altre immagini dei pupi della marionettistica dei Fratelli Napoli. E così ripartiamo da un altro video, quindi ritorniamo in argomento e guardiamo ed emozioniamoci con queste immagini. Rinaldo, nessuno mi fermerò, l'ho giurato all'imperatore Gramonte di Biserta che oggi abbatteremo le bandiere cristiane e presto su Parigi sventolerà la mezzaluna e lo vedremo se questo sarà possibile. Alle armi Rodomonte di Algeri, alle armi Rinaldo.
Che atmosfera bellissima. Posso chiedere, non so se sto facendo una domanda sbagliata, io so che i pupi quando prendono vita all'interno dell'opera sono quanto di più bello possa esistere per un siciliano, ma anche averlo a casa ed ammirarlo, visto tutto il lavoro certosino che c'è dietro, è bello, si può fare, uno lo può anche esporre nel salotto di casa, un bel pupo siciliano. Senz'altro, da sempre qui all'interno della nostra bottega si cura quello che è un artigianato di qualità, che non è rivolto solo alla produzione dei nostri pupi da teatro, che vengono realizzati spesso anche con mesi di lavoro per ogni singolo esemplare, ma il collezionista, l'amatore che ammirando comunque una nostra rappresentazione si innamora di uno dei personaggi che ha visto sulla scena. Da sempre abbiamo dato loro la possibilità di esaudire il desiderio di possederne uno per custodirlo nelle proprie abitazioni. Non per forza della misura da teatro, che oggi è di circa 90 centimetri, ma anche avere la possibilità di acquistare pupi, quelli che noi definiamo pupi gioiello, proprio per la particolarità della loro lavorazione. Si tratta di miniature che possono essere create sempre più difficili da nelle realizzare, voi li mettete sempre alla prova. Come, scusa? Sempre più difficili da realizzare, immagino, con queste dimensioni ridotte. Considera che le miniature partono da un minimo di 30 centimetri per poi arrivare a una misura intermedia di 50 sino a 65 centimetri, per poi spostarci a quello che è il pupo da teatro, che spesso viene commissionato, attenzione, perché c'è, ripeto, gente che desidera nella maniera più assoluta custodirne uno originale da teatro, e naturalmente uno o più, come è capitato insomma con tanti appassionati, e quindi le possibilità sono svariate, c'è l'opportunità di scegliere addirittura il materiale per la realizzazione dell'armatura secondo la preferenza di chi lo acquista, insomma scegliere tutti i dettagli lo possiamo fare tranquillamente insieme al cliente interessato, quindi lanciamo anche attraverso questa parentesi, questa opportunità che ci date, anche questa appunto opportunitità di approcciarsi all'artigianato artistico della bottega, dell'antica bottega dei Fratelli Napoli, dove oltre ai pupi c'è l'opportunità anche di acquistare, prendere visione di pezzi molto belli che abbracciano l'iconografia dell'opera dei pupi. Per intenderci, supporti quali tavole di legno, tele, carta da imballaggio, ceramiche, terrecotte, dipinte sapientemente dallo zio Giuseppe, fratello di papà, che alla morte del nonno ha assunto il ruolo di scenografo e pittore della compagnia, e lui si dedica anche a questo aspetto molto particolare, quello di riportare i soggetti all'opera dei pupi, ad esempio anche nei famosi cartelli da puntastorie e da cantastorie, come anticamente appunto c'era modo di ammirare. Sì, straordinarie comunque lampade in vetro, i bottiglioni di vetro che spesso vanno ad adornare casali e ville siciliane, e da tantissimi anni lui si è specializzato appunto nella decorazione di questi supporti, per poi arrivare a un altro aspetto importante, originale, che papà fece nascere alla fine degli anni 70, l'arte del pupo in un gioiello. Il trasferimento delle tecniche dei pupi siciliani, della lavorazione delle loro armature riportate nella realizzazione di autentici, originali gioielli e monili delle più svariate forme e materiali. Questa cosa è stata ripresa da me negli anni, alla fine degli anni 90, e a tutt'oggi in bottega è possibile appunto ordinare, acquistare pezzi spesso realizzati ad hoc su richiesta appunto del committente, che desidera avere un monile esclusivo che riporti i tratti autentici della lavorazione dei metalli dei nostri pupi di stile catanese.
Prima di salutarci voglio dare spazio a chi ci sta seguendo, voglio vedere qualche messaggio che ci è arrivato attraverso la nostra diretta di Io Compro Siciliano Live. C'è Tito Puleri che ci augura una buona giornata e noi ovviamente ricambiamo. John Blandi che da New York manda i saluti a tutti quanti, amici e ospiti. Vincenzo Spinelli che dice buongiorno a tutti, i pupi fanno parte della nostra tradizione artistica e artigianale, mi piacerebbe prima o poi disegnarne uno. Complimenti a Vincenzo, anche tu sei un artista, ammireremo anche la tua opera quando sarà. Maurizio Tuminia dice complimenti ai fratelli Napoli, veramente bravi, e saluta tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Risotto successo i pupi, non avevo dubbi. Selina Alcalà dice vi ammiro, mi fate sognare, fin quando sarà portato avanti questo patrimonio i materiali siciliani rimarranno immortali. È vero, perché così la storia che si porta avanti. Rosanna Raiti dice tutto bellissimo, grazie, siete un patrimonio immenso. Perché il patrimonio sono i pupi, ma avete voi nelle mani il futuro di questa tradizione ed è bellissimo che 5 generazioni stiano portando avanti. Ci sono già piccoli che camminano per la bottega imparando il mestiere? Caspita, sì, con grande gioia. Io che allora ero il più piccolo della famiglia, adesso mi ritrovo nonno dei suoi figli, dei figli di Marco, che da piccolini, già una a 3 anni, una a 5 anni, praticano con i loro pupetti l'apprendistato e persino hanno debuttato col Teatro Stabile di Catania, prima della chiusura seconda che c'è stata. Abbiamo inaugurato la stagione con L'Oro dei Napoli, uno spettacolo che racconta l'autodramma di famiglia da noi recitato tra virgolette perché è un teatro verità di pupi e di pupari che è soggetto alle variazioni nel frattempo che le edizioni di questo spettacolo vanno avanti, quindi mamma non c'era più, adesso ci sono i nipotini e loro con i pupetti sono andati in scena a 3 anni, a 5 anni all'interno di questo grande spettacolo. Quindi le speranze, il futuro, che la storia della famiglia Napoli in questo momento esiste e che esisterà ancora, sono buone, ovviamente questo è il nostro grande auspicio. E noi siamo felici quest'oggi di aver parlato della marionettistica dei fratelli Napoli e aspettiamo, fra qualche anno ci intervisteremo questi piccoli nuovi talenti della famiglia. Grazie ancora Fiorenzo e Davide Napoli. Grazie a te Aliana e a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Grazie ancora, a presto, ciao. Buona giornata a tutti. Ciao. E noi abbiamo conosciuto questa realtà bellissima, abbiamo rivisto queste immagini che ci rendono tanto orgogliosi della nostra tradizione rigorosamente made in Sicily. Ringrazio oggi più che mai il nostro Nicolò Acquisti in regia e tutti voi per averci seguiti. Ci ritroviamo domani come sempre a mezzogiorno. Ciao!